Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano ragazzi, finalmente siamo su WWE 2K15 per PC e siamo nella modalità Universe. Sono usciti oggi tutti i DLC con l'acceleratore e tutto quanto e quindi adesso siamo pronti a cominciare la Universe con Veneziano. Ho fatto un po' di stravolgimenti del roster perché certi lottatori a me non piacciono e chiaramente ho aggiunto i vari Benoit, Goldberg, Kurt Angle e Eddie Guerrero, più a Veneziano ovviamente. E niente fiori. Speriamo di fare una bella Universe, chiaramente noi non possiamo taroccare i vari match, quindi dobbiamo aspettare il nostro turno. Adesso per esempio c'è Kurt Angle, AJ Lee, Noemi, no mi scusate, Madonna, ste zoccole qua. Jimmy e Jay Uso con Harper e Styles, John Cena ed HBK. Quindi per il momento dobbiamo simularli finché non è il nostro turno. Va buono raga? Niente, adesso chiaramente registrerò quando sono match importanti per il titolo, metto, se no chiaramente andiamo solo per i match nostri. Come avete detto voi che preferite vedere il Cubendone e basta, quindi vai di Cubenda. Prima settimana, primo mese chiaramente 0 match, ma era abbastanza scontato. Vediamo la sfida qua tra Bray Bella e AJ Lee. AJ Lee mantiene il titolo, match tra rivali, qua se ne sono date tra RVD e Mark Henry, vince Mark Henry. Intercontinental Champion. Vince The Miz, incredibile, strappa il titolo a Ziggler. Tag team vincono ancora, anzi no, hanno perso il incredibile, veramente era di Jimmy e Jay, mi sembra il titolo. Match rivali, Kevin Nash ha dominato. Match 6 Daniel Bryan, Randy Orton, grande Daniel. Titolo del mondo, Brock a Cena. Attenzione, Brock perde il titolo con John Cena. Ok. Oh ragazzi, e si comincia, secondo mese. Inizia il primo match per Veneziano nella Universe, siamo contro Seth Rollins, un avversario neanche troppo abbordabile sinceramente. Vabbè ragazzi, andiamo e speriamo di non avere problemi col copyright, ma teoricamente non dovrei avere problemi. Eccolo qua ragazzi, entra Veneziano, l'uomo arancione, arancia meccanica, Clockwork Orange Man. Eccolo qua. Ecco qua Veneziano ragazzi, incazzato nero già. Dai Cumendone. C'è molta aspettativa per questo lottatore italiano che vuole dominare la WWE. Bravo Cume. Dai Cumendone su. Fra mezz'ora sarà ancora qua. Subito un match difficile per Veneziano contro Seth Rollins, una superstar del mondo del wrestling. Ma Veneziano non ha paura. 86 ragazzi, parto con 86 di parametri, quindi a livello leggende con gli indicatori sfavorevoli è veramente durissima, quindi non incazzatevi se perdo. Grazie. Eccolo qua ragazzi. Solo per oggi vediamo la intro. Eccolo qua Veneziano in tutto il suo splendore. Eccolo qua. Ok. La più bella entrata della storia secondo me. Vai. Sarà durissima con Seth Rollins. Vaffanculo. Ok. Ok, partecipa. Come da Veneziano. Oh. Ok, inizia il match ragazzi. Vediamo cosa riesce a fare il Cumendone. Rollins è un avversario molto duro ragazzi. Eccolo qua, subito Rollins reverse. Ma Veneziano lo frega. Ricordo che livello leggenda. Con gli indicatori anche verso il computer. Eccola là. Mamma mia Rollins. Aia. E subito Rollins comincia a rompere i coglioni. Grandissimo Veneziano. Oddio, ho capito. Dai. Eccola là. Sì, lo so già. Dai, Cumendone è bravissimo, e Veneziano c'è. Eccola là. E subito Rollins mi incula. Molto bene Rollins, molto bene.
È dura, ragazzi, è molto dura. Oddio, la batteria scarica, no, non ci credo, proprio oggi. Molto bene. Solito culo come indiano. Bravo veneziano. E il Cume si esalta. Dai, entra porco. Ecco, ancora 7. Ragazzi, è veramente dura questo livello, calma. 48% a Rollins, 33% veneziano, siamo circa là. Però la testa di veneziano comincia a dare problemi. Troppo tardi dove, dai. Veneziano è in sofferenza. Bravissimo Cume. Subito un match tirato. Ma ancora Rollins. Subito un avversario veramente tosto per il Cume. No, l'avevo parata, stavo... Ma porca puttana. Sto prendendo le bombe, ragazzi. Comeback, l'unico supporto che ha veneziano è il comeback, Cume indiano. Dai Cume, scatenati, scatena l'inferno veneziano. Vai Cume, bravissimo. Vai Cume, bravo Cume. Il Cume si esalta. Grandissimo. Il comeback mi serve, ragazzi, se no veramente durissimo. Avevo già perso praticamente. Attenzione, no, eccola là. Ecco. Moss. Comincia molto male la Universe Cume indiana. Ragazzi, 7 Rollins veramente devastate. Mi ha massacrato. Devo assolutamente migliorare, chiaramente è normale, nel senso, ho appena cominciato, sono ancora a livello scarso. Però dai, poi i margini ci sono di miglioramento. Ok, Goldberg, Edge, Benoit, vince Goldberg. Qua vince il puttanone. Qua vincono loro. E qua vince Yo-Yo John Cena. Ok, ragazzi. Allora, andiamo a vedere qua un po' di notizie. Brock Lesnar ha perso il titolo. Vediamo le classifiche qua per capire. Veneziano è 40esimo, ragazzi. Bene. Direi che siamo abbastanza lontani da tutto. Sarà durissima, sarà veramente, veramente dura. Arrivare. C'ha però 7 Rollins, cazzo. Era 12esimo, adesso è terzo. Cioè, nel senso, veramente mi hanno dato un avversario veramente tosto, Mamma mia. Sono tantissimi. Dobbiamo farci il culo e cercare di portare a casa la cintura almeno in 2 anni. Raga, un saluto dal comandone veneziano. La Universe è partita, purtroppo con la sconfitta. Aspetto consigli per migliorare la Universe. Ciao!